Si svolgeranno domani nell'Abbazia Florense i funerali dei 5 giovani che hanno perso la vita nell'incidente stradale della notte di Natale a San Giovanni in Fiore. L'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per quel giorno. Intanto oggi dalla Chiesa dello Spirito Santo partirà una fiaccolata fortemente voluta dai giovani sangiovannesi che si snoderà fino all'Abbazia, dove nel primo pomeriggio arriveranno i feretri e alle 20:30 si svolgerà una veglia di preghiera. Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l'arresto del 19enne Luigi Mancuso, figlio del boss Giuseppe dell'omonimo clan di Limbadi, e del 18enne Danilo Pennace, entrambi residenti a San Gregorio di Pona, un comune alle porte di Vibo, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere. I fatti contestati risalgono al 10 agosto scorso, quando i due avrebbero ridotto in fin di vita, prendendolo a colpi di pietra e mattoni in testa, un agricoltore romeno. Roberto Fortunato Salerno si è dimesso da presidente della società Sant'Anna che gestisce l'aeroporto Pitagora di Crotone. Salerno, che è presidente della Camera di Commercio crotonese, da tempo aveva annunciato l'intenzione dell'ente camerale, che detiene la maggioranza della società con il 53,2% delle quote, di cedere il 40% delle azioni di sua proprietà a soci privati. Le dimissioni sono conseguenti alle polemiche scaturite dal progetto ufficializzato dal governatore Giuseppe Scopelliti di realizzare un quarto scalo in Calabria, a Sibari. Calabria imbiancata dalla neve da giorni, dalla Sila all'Aspromonte, per la gioia degli amanti dello sci. Impianti di risalita aperti, ma non tutti in funzione, località turistiche calabresi affollate e boom di presenze a Camigliatello. A Lorica invece la moderna cabinovia è aperta, ma non è possibile sciare per il vento che ha spezzato le parti alte. Neve anche a Villaggio Palumbo nel Crotonese, mentre a Gambari ed Aspromonte sarà necessario attendere giovedì il collaudo degli impianti.